C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici a Centro Anch'io, in piazza Mercato, all'angolo con Corso Palestro c'è la chiesa di Santa Maria del Lino. C'entro anch'io. La chiesa di Santa Maria del Lino, chiamata anche Madonna del Lino, si trova in piazza del Mercato. È un edificio del Seicento progettato da Pietro Maria Bagnadore, che fu pittore, scultore ed architetto. Bagnadore diresse anche il cantiere del Duomo Nuovo, progettò i portici di via 10 Giornate e scolpì la fontana della Pallata. Questa piccola chiesa si chiama del Lino perché è stata costruita nel punto in cui anticamente si teneva proprio il mercato del Lino. Fu costruita qui perché nel Medioevo in questo posto c'era una fontana pubblica sulla quale era dipinta una Madonna che allattava il bambino, immagine molto venerata dagli abitanti del quartiere. Nel 1604, a seguito di un evento miracoloso, iniziarono i lavori di costruzione della chiesa attuale. Bene, state a sentire. Allora, è proprio vero che le mei server che esser servite? Oh, lo scopriamo tra pochissimo. Restate qui. C'entro anch'io. Di nuovo Centro Anch'io amici, mei server che esser servite? Lo chiediamo immediatamente agli amici che becchiamo in giro sulla strada. In cosa ti sei laureata? In economia. Allora, questa qua potremmo chiedere la teoria di Keynes, ma non gliela chiediamo. Chiediamo il dialetto. Allora, mei server che esser serviz, che vuol dire? Meglio servire che essere serviti. Lei è una che si fa servire o che serve? Assolutamente, serve sempre. Soprattutto me. Una ragazza d'oro allora, Assolutamente da tenere proprio, guarda. Allora, la laurea l'abbiamo fatta, adesso c'è da fare il matrimonio. Ah beh, questo vedremo. Lasciamo tutto che passare il tempo, deciderà lui. Che è meglio, che tante volte è meglio essere Mei server che esser servizi. colui che sta dall'altra parte del banco, che gestisce le situazioni, che Lei serve tanto ed è servito Servo poco. tanto e vengo servito poco, ma la cosa fondamentale per noi che lavoriamo in questo settore è vedere la soddisfazione del cliente, riuscire a identificare quale tipo di prodotto abbinare insieme, quale tipo di vino, cercare di trovare un filo di comunicazione col cliente al di là del piatto piuttosto che della tipologia di vino. Capito Lorenzo, non è barista a caso, Meglio servire che essere serviti, è semplice. Però ogni tanto sta anche bene essere serviti, no? Sì, vabbè, se capita ci facciamo servire, se no serviamo gli altri. È più bello servire gli altri. E lei chi serve, signora? No, io adesso ho solo mia figlia, sono vedova, perciò Serve lei? servo io mia figlia quando torna da lavoro. Ecco, ogni tanto però figliola servi anche mamma, Allora, a me serve che essere servito, Valentina. Vero o falso? Vero? Vero a parole. Ti fai servire da mamma tu. No, sono abbastanza indipendente. Brava, conferma signora? Confermo. Tu te la cavi bene col dialetto, lo conosci il dialetto bresciano? Sì. Ah, lì ha preparato. Mei server che esser servit. Che significa? Non lo so. Bisogna ripassare qui, Io non lo so cos'è. Signora, lei si chiama? Tiziana. La signora Tiziana. Le dico questo detto popolare. Mei server che esser serviz. Che significa? Che è meglio servire che essere serviti. In questo momento lei si fa servire. No, sono entrata e sono andata a prendermelo. Non mi ha servito nessuno, mi sono autoservita. No, non sono d'accordo. Preferisco essere servita. Lei preferisce essere servita? Ma lei ci ha detto che c'ha il marito un attimo indisposto. 2 mesi ho passato con lui in ospedale con le stampelle e cose perché gli hanno rotto il femore, quindi go servita fino a mai, adesso basta. Bene, allora chiudiamo anche questa puntata di Centro Anch'io. Mei server che esser serviz. Beh, insomma, l'altruismo e la generosità dovrebbero essere una costante nella nostra vita, no? Quindi meglio servire piuttosto che essere serviti. Speriamo sia così per tutti. Grazie per essere stati con noi anche in questa puntata. Arrivederci!